giornata e buona settimana a tutti. Stiamo concludendo il mese di gennaio, che tradizionalmente è dedicato al tema della pace. Abbiamo vissuto con intensità la giornata della memoria lo scorso 27 gennaio e volevo condividere con voi un'esperienza molto bella che invece ho vissuto io ieri pomeriggio, nella zona del Bassanese. Infatti ci siamo incontrati in più di 2000 persone per vivere l'evento della Marcia della Pace, che ieri ha messo insieme, pensate un po', 3 diocesi del nostro territorio, la diocesi di Padova, la diocesi di Vicenza e quella di Treviso. Abbiamo camminato insieme per 5 chilometri lungo le strade e abbiamo silenziosamente testimoniato il nostro desiderio, il nostro sogno di pace. Un piccolo segno davvero, che forse non servirà a risolvere i grandi problemi del mondo, ma una presa di posizione, un senso di responsabilità verso uno dei problemi più grandi che oggi viviamo, quello di ricostituire un ordine internazionale che nel rispetto di ogni singolo popolo possa garantire un equilibrio sereno, una pace autentica. Ci siamo anche resi conto che da soli, come uomini, non possiamo costruire la vera pace. Abbiamo bisogno di attingere alla fonte profonda della pace, che è il Vangelo di Gesù. Proprio ieri, nel Vangelo della Domenica, Gesù ha consegnato ai Suoi, quindi anche a noi, il Vangelo delle Beatitudini. Quelle esclamazioni stupende che nascondono un programma di vita, anzi ci consegnano proprio la persona di Gesù. Tra queste, forse la più bella e la più sentita è Beati gli operatori di pace, perché vedranno Dio. La pace è il dono che il risorto ha consegnato ai discepoli, perché la portino nel mondo. Allora sentiamoci anche noi invitati ad essere missionari di pace, portatori di quella giustizia, di quella uguaglianza tra i popoli che solo può garantire un'autentica situazione di pace sociale e anche politica. Ora, in un attimo di silenzio, vogliamo noi, ciascuno di noi personalmente, pregare per il dono della pace e poi raccoglieremo tutte le nostre preghiere personali in un'unica grande preghiera che reciterò a nome vostro. Dio, tu sei la vera pace e non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Te lo chiediamo per il tuo Figlio, Re della pace, Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Prima del segno della croce, vorrei augurare in modo particolare ai ragazzi di quinta classico e di quinta scientifico una bella esperienza di visita di istruzione. Vi accompagniamo con la simpatia e con il pensiero. A tutti una buona settimana. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.